Ora in onda la rassegna stampa. Mario Giordano a Busto con l'onorevole Tovaglieri per l'incontro Remigrazione in Europa. Si può fare? Direttore, ci viene da pensare che per lei sia una domanda un po' retorica. È una domanda retorica, nel senso che io sono andato in onda per diverse settimane con la scritta Remigrazione nello studio bella grossa, perché secondo me non è che si può fare, l'immigrazione si deve fare, perché non c'è altra soluzione. Dopo aver parlato per tanto tempo di politiche migratorie, e bisogna parlare di politiche remigratorie, cioè come remigrare. Poi ci possono studiare vari sistemi, ma guardate che è una cosa che non è che di cui parliamo noi, di cui sta parlando tutta Europa e che si impone come urgenza a tutta Europa, onde evitare che la rabbia sociale esploda, come purtroppo stiamo vedendo in Europa in più occasioni. Gli veniva paura tutte le volte che dice la remigrazione, tutti che hanno paura, ma non si può dire, è il tabù. Allora io vorrei cominciare, scusatemi, mi alzo anche in piedi, io vorrei cominciare che noi tutti lo diciamo forte insieme. Remigrazione, remigrazione, c'è dell'immigrazione. Adesso bisogna parlare di politiche remigratorie, perché è chiaro che tutto quello che ci hanno raccontato sull'immigrazione era una solenne, gigantesca, colossale palla. Non è vero che gli immigrati ci pagano le pensioni, tutt'al più occupano gli ultimi palazzi popolari a disposizione. Non è vero che gli immigrati fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare. Gli immigrati lavorano a condizioni che gli italiani giustamente non vogliono accettare. Ogni tanto, cara Isabella, quando sento i nostri amici della sinistra chic che dicono ma poi se non ci sono più gli immigrati, chi li raccoglie i pomodori? Ho capito, ma tu allora è la teoria dello schiavismo. Cioè tu non vuoi l'immigrazione, tu non vuoi l'accoglienza, i buoni sentimenti, tu vuoi lo schiavo. Voi volete gli schiavi e vi fate ben fatti i buoni col culo degli altri. Remigrazione. Sì, siamo dei pazzi, è vero, ma d'altronde lo siete anche voi, avete scelto Radio Libertà questa mattina. Pazzamente, già. Non sapete dove Sammy Varin vi porterà. No, non lo sapete. Buongiorno Francesco è terrorizzato, signori, non sa neanche lui cosa sta per accadere in questa radio, non lo so neanche io veramente. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno, ma che giorno è mai questo? Si parla di remigrazione, il giorno in cui il governo è stato battuto sulla legge elettorale. Il governo va a sbattere, titola La Repubblica. Preferenze, sconfitta Meloni, scrive La Stampa. E il Fatto Quotidiano, faccelo vedere, questo è fortissimo. Il Fatto Quotidiano titola questa mattina il Bottarellum. Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto. No! Ci siete? Siete vivi? Il resto del Carlino, bocciate le preferenze. Meloni, ora una riflessione. Il Messaggero, preferenze, maggioranza battuta. La Verità, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. Siete pazzi a sintonizzarvi quest'oggi su Radio Libertà. No! Il Giornale scrive, sentenzia questa mattina: alto tradimento.
Il tempo è più gentile, il centrodestra si fa male. Libero vende cara la pelle e dice: il governo va sotto, colpa delle donne. Sacro, sacro il titolo del manifesto, Bocciatellum. Cosa scrive domani? Cosa scrive domani? Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata. Il governo trema. Missione anti-Maranza invece cambia argomento, il secolo d'Italia. Questo mi piace già di più, è vero. Buongiorno. È passato il temporale e veramente deve ancora arrivare. Stiamo aspettando che arrivi il temporale. Buongiorno, buongiorno da Sammy Varin, certamente. Durissima la rassegna stampa di questa mattina, ma lo sapete, siete pazzi voi a scegliere Radio Libertà, perché così facendo conoscete benissimo Sammy Varin, io conosco benissimo voi e sapete che non incentrerò questa rassegna stampa sul fatto che il governo sia stato battuto sulla legge elettorale. Oh, non è che non ne parlo, ci mancherebbe, anzi, giustamente parto proprio dal Corriere questa mattina. Il Corriere è quello che ti fa un pastone generale e sono tutti più contenti. Infatti ormai sono usciti i dati, i giornali non li compra praticamente più nessuno, sono l'unico che li compra, anzi non li compro neanche io. Comprate un quotidiano, fatelo per me, almeno uno alla settimana. Questo è l'appello figlio d'Apollo di Sammy Varin in questo 15 luglio 2026, anche soltanto per tradizione, anche soltanto per leggere cose che effettivamente magari non trovate da altre parti. Gli approfondimenti sono sempre interessanti. Certo, bisogna evitare le prime pagine ed è quello che normalmente faccio io. Ma il Corriere della Sera bisogna leggerlo. Governo battuto sulla legge elettorale? Titolo principale. Legge elettorale. La maggioranza va sotto alla Camera sulle preferenze per un solo voto. Uno! Ma cosa cazzo vuoi che sia per un voto? Dio mio, stiamo facendo un casino. 187 a favore, 188 contrari. Contro il governo una trentina di franchi tiratori. Cosa avete da guardare? Tutti che si girano verso di me. Io non c'ero, no, assolutamente. Dici che c'entra la Lega? Ma perché questa cosa? Sì, è vero, se avesse vinto la Meloni, la legge elettorale sarebbe stata un po' più a favore suo, è vero anche questo, ma non è ancora finita, non è che adesso non si fa più la legge elettorale, si fa lo stesso, semplicemente non c'è quell'emendamento e quindi non ci sarà quello che prevedeva, oh, mamma mia, saltato l'accordo che era stato trovato nella mattinata nel centrodestra, dice ancora il Corriere, respinto l'appello della Premier per evitare il voto segreto, la Meloni dice ha vinto la palude, serve una riflessione. Lei ce l'ha sempre a Treiu, palude, è vero. L'opposizione attacca, ora governo a casa, chiedono Schlein, Conte e Renzi. Chiaramente, signori, la prima domanda che vi faccio, perché qui le domande le faccio io, cosa ne pensate? Dovrebbe andare a casa il governo per una sciocchezza del genere? Scrivete un WhatsApp al 340 67 09 659. Poi più avanti lo chiederemo anche al sottosegretario Alessandro Morelli. Arriva alle 9 Morelli. 340 67 09 659. Primo argomento, giustamente, che ci deve essere sul vostro tavolo della colazione: governo battuto sulla legge elettorale. Colpa delle donne? Qualcuno dice. Perché? Perché questo emendamento prevedeva, insomma, che ci fosse la possibilità di scelta nel momento del voto, ma comunque le liste erano
bloccate e bloccando le liste, nel senso che erano alla fine i partiti che sceglievano, pare che insomma ci sarebbe stato meno spazio per le donne, questa è la verità, anche perché di donne ce ne sono di meno anche alla Camera, e quindi potrebbero essere state le donne che si sono messe d'accordo per far mancare dei voti. Vi sto mettendo altre argomentazioni sul tavolo, riassumendo in maniera schifosa quello che oggi scrivono i quotidiani, proprio perché non ho nessuna voglia di riempire la rassegna stampa di elettorale, governo, cioè non ne vale la pena, capisci? Non ne vale assolutamente la pena. C'è da pensarci, ma non c'è da farne un dramma. Sempre sul Corriere, mi fermo qua perché sul Corriere poi si sente Giorgetti che parla dei conti. Nella manovra misure per i redditi medi, dichiara Giorgetti nell'incontro alla RCS Academy. Non è una vera e propria intervista, ma comunque Giorgetti parla di cose importanti. Il Corriere e tutti i quotidiani parlano anche della stretta sulla sicurezza. Arriva il fermo preventivo che possono fare anche i vigili, signori. Sì. E soprattutto esteso ai minorenni. Quindi un disegno di legge su Movida e Baby Gang. Importante, ed è anche un segnale, ci siamo accorti che a fare casino, a fare cazzate anche pesanti, troppo spesso sono pure i minorenni. Sempre sul Corriere, la marcia indietro di Trump. Cosa vi dicevo io? Il pedaggio al 20%. Cosa vi dicevo io? Mago Varin, lo so, Mago Varin, ieri vi ho detto, tanto lo sapete che domani cambia idea, e in effetti Trump ha cambiato idea, marcia indietro di Trump su Hormuz, invece della tassa del 20%, ha detto ieri il presidente degli Stati Uniti, gli USA faranno accordi commerciali con i paesi del Golfo. Chiaramente non mi soffermo per più di 5 secondi perché potrebbero esserci ulteriori novità. Le scuse di Autostrade per la vicenda del Ponte Morandi, ferite indelebili. A 8 anni dal disastro del Ponte Morandi e alla vigilia della sentenza arrivano le scuse di Autostrade, che parla di esigenza morale e di ferite indelebili. Ma il motivo per cui sono sul Corriere non è assolutamente la legge elettorale, ma la nostra è una radio che vive con voi ascoltatori, ma proprio il nostro è un rapporto quasi carnale, adesso non esagerare, se mi pare, nel senso che quello che mi dite io lo seguo, per me è importantissimo, siete voi i veri editorialisti di questa radio. Ieri in gran parte dei messaggi, delle telefonate, è saltato fuori Barboni. Barboni, tu dici che sono Barboni, pezzenti, straccioni? No, Barboni, la vicenda Barboni, vi ricordate? Il picchiatore che ha menato l'immigrato che infastidiva la gente, Vannacciano. Ecco, ieri gran parte di voi mi avete scritto dando ragione a questo imprenditore che ha preso a pugni l'immigrato che infastidiva la gente. Gli avete dato ragione e un pochino mi sono sorpreso, perché io sono assolutamente contro la violenza per niente, nel senso che bastava fermarlo, lo si teneva fermo, basta, tu di qua non ti muovi più. Questo invece l'ha preso a pugni. E vi ho ricordato quel famoso film che è diventato famoso anche grazie a noi, lo stiamo tuttora inviando a chi ne fa richiesta al 340-6709-659, quel film censurato in tutta Europa che si intitola Citizen Vigilante, che rappresenta forse psicologicamente molti di noi, nel senso che non ne possiamo più di questi crimini, a volte gravissimi, commessi quasi sempre da immigrati. E la ricetta per noi si chiama remigrazione. Per il protagonista di quel film Citizen Vigilante la ricetta era farli fuori. Prima li menava o comunque li avvertiva pesantemente, poi se proseguivano semplicemente gli sparava.
un qualcosa di molto grave, da cui ho preso le distanze da subito, perché la violenza senza una motivazione più che grave secondo me non ci deve essere, e in più questo se la prendeva a un certo punto anche con la polizia, con l'esercito, che giustamente lo voleva arrestare perché questo ammazzava la gente. La verità sta nel mezzo. La verità sta nel mezzo, non ne possiamo più. Stiamo rompendo le scatole a questo governo, è un governo che sta lavorando, perché alla fine i freni a mano che sono stati tirati in questi mesi sulle proposte della Lega, e sono quasi tutte della Lega le proposte, finalmente sono stati abbassati, quindi si sta lavorando. Hai visto la legge di ieri, e anche su questo fronte non dobbiamo farci prendere dall'incazzatura, perché se cominciamo a farci giustizia da sé non sappiamo dove si arriva. Bene, cioè male, cioè non so, poi decidete voi chi c'ha ragione, ragazzi, però oggi il Corriere, sono all'interno del Corriere a pagina 15, racconta Vannacci, il generale Vannacci, censura Barboni. Barboni è questo imprenditore che ha preso a pugni l'immigrato cattivo. La violenza solo per autodifesa. C'è voluto un giorno, ma alla fine la sconfessione è arrivata, scrive il Corriere in un oggi quel filmato, perché c'è su Instagram questo filmato, è in giro. Io sono sempre stato contro la violenza, se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso. Così alla DN Cronos Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, prendendo così le distanze dall'imprenditore Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana e esponente marchigiano di Futuro Nazionale, che sabato sera ha preso a pugni Michael Hasib Youssef, immigrato iracheno a San Benedetto del Tronto, postando poi sui social il video con le immagini del pestaggio, dicendosi mi avrebbero dovuto dare una medaglia. Per il generale quello che è successo nella cittadina marchigiana è andato al di là di quella che deve essere una reazione a punto molesto. L'episodio risale a sabato sera, ma finora Vannacci non era intervenuto, alimentando voci su una possibile condivisione del comportamento dell'imprenditore soprannominato Briatore 3.0. Probabile che abbia voluto capirne di più, raccogliendo anche informazioni sul protagonista dell'aggressione e sulle modalità con cui ha messo in evidenza sui social e in trasmissioni radiofoniche, è andato subito alla zanzara, il suo intervento violento. Ma anche il sindaco di San Benedetto del Tronto, Nicola Mozzoni, ribadisce la sua condanna. Il ricorso alla violenza non è una soluzione. La remigrazione bisogna valutare caso per caso, non può essere applicata in modo generalizzato, ma in alcuni casi può essere una soluzione. Parleremo molto di remigrazione questa mattina. Già in apertura vi ho fatto ascoltare ciò che si è raccontato nella serata di lunedì a Busto Arsizio in provincia di Varese. C'era il giornalista Mario Giordano e l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. Hanno fatto un aperitivo interessantissimo, frequentatissimo, proprio per parlare di remigrazione. È una parolina che dobbiamo imparare, soprattutto capire se c'è differenza tra remigrazione ed espulsione, il fatto che li rimandiamo al loro paese se compiono reati gravi, oppure quando li rimandiamo nel loro paese, con tutto rispetto, attenzione, per chi è qui nel nostro paese, mi sta ascoltando adesso e sta lavorando, ne conosco tantissimi, Mustafa ad esempio. Mustafa è un nostro ascoltatore, fa il camionista, gira per l'Italia e per il mondo, ascolta Radio Libertà. Ce ne sono molti che lavorano più di me e di voi. Molti altri che vivono di espedienti approfittando che qua in Italia qualcuno li protegge. Che fare? Lo chiedo a voi, domandona importante, che siate di destra, di sinistra, qualunque sia il vostro orientamento politico. Molti di voi non vanno più a votare perché sono sfiduciati. Molti di voi, moltissimi, dicono che voteranno Vannacci. Ecco, io vi dico attenzione, perché se Vannacci va al potere, va al governo,
non potrà fare diversamente da quello che ha fatto la Lega finora, anche perché Vannacci la pensa nella maniera identica della Lega. La differenza qual è? Che lo guarderanno molto più storto tutti quanti, dal Presidente della Repubblica, che mi chiedo anche se mai potrebbe farlo diventare ministro dopo le cose che ha detto negli scorsi mesi, all'Europa, che certamente già gli ha fatto un culo tanto in Europarlamento. Ti immagini se dovesse andare al governo in Italia? In più, per fare queste cose ci vuole un minimo di esperienza, e su questo Vannacci, e dobbiamo dire, l'esperienza non ce l'ha proprio, anche se, ripeto, lo amo, sono innamorato di Vannacci, è il mio eroe, mi ha tradito, sono un fidanzato tradito da Vannacci, ma sono convinto assolutamente che possa servire, e come, a un futuro governo. Certo, io voto Lega, è certo che voterò Lega, perché semplicemente vado sul sicuro, non voglio rischiare, non voglio casini, non voglio che nessuno prenda a pugni un immigrato semplicemente perché è molesto. Li dovremmo far fuori tutti. Vi sembra il caso? Rispondetemi, 340 67 09 659. Questo è per me l'argomento del giorno. Non me ne frega niente il fatto che siamo andati sotto, eccetera. No, non me ne frega assolutamente niente. Cadrà il governo domani? Se cade, è meglio mettere le mani avanti. Il Corriere, prima pagina, Massimo Gramellini. Il suo caffè si intitola questa mattina Barboni si nasce. Già, Barboni si nasce, si intitola così. E dice: ha fatto bene il generale Vannacci a prendere le distanze dal suo caporalmaggiore marchigiano, l'imprenditore del lusso Giuseppe Barboni, che a dispetto del cognome traffica in riccanza e si è meritato il soprannome di Briatore 3.0. Aspettiamo con qualche ansia il 4. Barboni è salito al disonore delle cronache per avere gettato a terra un immigrato che bloccava il traffico. L'anima sensibile di Vannacci, naturalmente sta scherzando Massimo Gramellini, è rimasta segnata dalla crudezza delle immagini, suppongo da una in particolare. Prima di menare l'immigrato, Barboni ha aspettato di finire il gelato. Ci ha discusso a lungo tra una leccata e l'altra, ma è passato all'azione solo quando ha potuto liberare le mani dal cono. Non ha picchiato sotto l'effetto dell'ira, ma della vaniglia, nel pieno delle sue facoltà mentali e palatali, al punto che, lungi dal provarne imbarazzo, ha subito postato la sua prodezza sui social. Vannacci lo ha sconfessato dopo averci riflettuto a lungo. Evidentemente era incerto tra il cono e la coppetta. Così in queste ore un po' tutti si stanno chiedendo da chi Barboni avrà preso la passione per le vie spicce e la cultura dell'intolleranza verso coloro che con affetto ha definito melme ingrate. Chi mai gli aveva trasmesso il culto per i giustizieri, i semplificatori, i privati cittadini che risolvono problemi senza far perdere tempo alle forze dell'ordine? Forse nel nuovo mondo, al contrario, Barboni si nasce mentre Vannacci si diventa. E siamo perfettamente sull'argomento del film censuratissimo in tutta Europa, che vi posso tranquillamente regalare, ma lo trovate anche su YouTube, se mi iscrivete al 340 67 09 659, quel citizen vigilante esageratissimo di un signore alla Charles Bronson che si fa giustizia da sé, uccidendo tutti gli immigrati, o non a caso, quelli che si macchiano di gravissimi reati. Come vedete, ho fatto la mia azione di distrazione di massa. Sono riuscito a distrarvi da quello che è l'argomento principale del giorno, il governo battuto sulla legge elettorale. Bravo, mi faccio i complimenti, mi sto dando una pacca sulle spalle da solo. Dai, scherziamo un pochettino! Subito all'interno del Corriere, resto qua, perché altro argomento del giorno bello bello, lo chiederemo anche a Morelli, proprio sull'ambito della sicurezza.
c'è l'intesa sulla legge. Ma guarda caso, chissà come mai, anche Forza Italia, anche Fratelli d'Italia hanno deciso di portare avanti questa legge. Sono dei pazzi? C'è l'intesa sulla legge stretta su Movida e Maranza. Il fermo preventivo dei minori potrà farlo anche la polizia locale. Dove li mettono non lo so. Te ti immagini che vai dai vigili, è un casino di Maranza, tutti lì, un po' di calma e tranquillità. No, scherzi a parte, sembra una stupidata, ma quando c'è veramente la possibilità che questi combinino guai, o forse li stavano già combinando, fermo preventivo, devi soltanto avvisare il magistrato e via andare. Il governo lo aveva annunciato, scrive Alessandra Rachi oggi sul Corriere, ma è su tutti i quotidiani. Una stretta sulle baby gang e sui reati commessi da quelli che sono stati ribattezzati i Maranza, in uno slang tipicamente adolescenziale. Lo dicevamo già negli anni 90 e nella canzone di Giovanotti si citavano i Maranza simpaticamente, erano un po' i tamarri di un tempo. Poi adesso lo slang si è allargato e soprattutto i Maranza sono diventati molto cattivi, capito? Sono quelli che picchiano, che rubano, che violentano, che se ne fottono delle leggi, mentre il tamarro è quello che si comporta in maniera un po' cazzuta, eccetera, non necessariamente picchia e violenta, anzi. Bene, allora, Disco Verde dal Consiglio dei Ministri ha un disegno di legge che contiene queste nuove norme sulla sicurezza destinate soprattutto ai più giovani e che mettono diversi paletti per arginare la delinquenza minorile. Quali sono questi paletti? Le condotte pericolose. Il fermo ai minori è previsto quando sussiste un fondato motivo di ritenere che le persone possano mettere in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica. Secondo quanto stabilito dalle nuove norme, il fermo potrà essere effettuato anche dagli agenti della polizia locale. Quindi, vostro figlio minorenne, se non lo vedete tornare a casa, vuol dire che stava facendo cazzate. Hanno deciso di fermarlo per 12 ore. Può stare lì in caserma. Arresto differito per chi fa danni. Questo disegno di legge prevede anche che l'arresto in flagranza venga esteso a chi commette il reato di danneggiamento, per la precisione se lo fa in gruppo, ovvero se si è almeno in 5 persone. E quanti dei vostri figli girano almeno in 5 persone e potrebbero fare cazzate, perché con loro c'è il famoso Maranza che fa da capobranco, ormai lo abbiamo capito? Per questo reato la pena va da 6 mesi a 5 anni di reclusione e una multa fino a 15.000 euro. Costa, il Maranza costa. E ancora, lesioni lievi procedibili d'ufficio. Nel provvedimento una norma introdurrà anche la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni personali lievi commesso ai danni di ufficiali, agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza quando il fatto avviene durante o a causa dell'esercizio delle loro funzioni. Finora era perseguibile solo su querela di parte. Infine, eccesso colposo e risarcimenti. Il DDL prevede poi una modifica al codice civile, una norma che prevede l'abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa, una misura che è stata ispirata dal caso di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile del 2021 sparando uccise i rapinatori. Rileggiamo insieme perché questo è un po' difficile. Questo DDL prevede una modifica al codice civile, una norma che prevede l'abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa. Ok? Vi ricordate, Mario Roggero è stato condannato, sarebbe condannato, verrà condannato proprio nelle prossime ore. Avremo una risposta a risarcire i familiari di chi non c'è più, cioè dei ladri a cui lui ha sparato. Torneremo certamente sull'argomento, è minimo che ci torniamo, ma il fatto che vi ho portato sul Corriere significa che c'è qualcosa in più e in effetti a pagina 9 del Corriere c'è il ministro Giorgetti che dichiara: con la manovra
misure per i redditi medi. Così dice il titolare del MEF. Sono contrario all'anticipo delle elezioni e attenzione che questa sera si potrebbero prendere decisioni importanti su questo fronte. Già. Respingeremo gli assalti alla legge di bilancio, dice Giorgetti oggi sul Corriere. Cairo, bene il calo dello spread. Già è complicato fare ministro dell'economia nell'ultimo anno prima delle elezioni. Se poi si anticipa il voto diventa ancora più complicato. Quindi io sono contrario alle elezioni anticipate. Non usa giri di parole il ministro Giancarlo Giorgetti, intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana nella sala Ciampi del Dicastero davanti a una folta platea di manager delle principali imprese italiane in occasione della 7ª edizione del Visor Board Day organizzato dalla RCS Academy. Altre frasi di Giorgetti? Sul fronte della difesa. Si potenzierà non solo la difesa in senso stretto, ma più in generale anche la cyber security. Il tutto a beneficio, se possibile, delle nostre aziende. Regole del WTO. USA e Unione Europea dovrebbero riscrivere le regole del WTO, il commercio mondiale, che hanno spalancato le porte del commercio internazionale alla Cina. Vi ricordate che battaglie che fece la Lega quando si decise di far entrare la Cina nel commercio mondiale, e le sovvenzioni che abbiamo dato alla Cina come paese in crescita per decenni, ragazzi. Gnam gnam. Questo ed altro su quotidiano Il Corriere con Giorgetti che parla a pagina 9. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
l'accoglienza, i buoni sentimenti. Tu vuoi lo schiavo, voi volete gli schiavi e vi fate fate i buoni col culo degli altri. Fate i buoni col culo degli altri. Dice, ma se non ci sono gli immigrati, chi lo pulisce il culo alla nonna? Ma perché per secoli e secoli il culo alle nonne non è stato pulito? Chiamalo, sì, un divertissement o semplicemente distrazione di massa. È quello che Sammy Varin fa ogni giorno nella rassegna stampa più strana del mondo, quella che non segue le notizie principali, ma che segue un filo molto sottile, che a volte non si vede neanche, a volte non lo vedo neanch'io. Buongiorno signori, certo, la voce di Sammy Varin, questa è Radio Libertà, rassegna stampa su Facebook, su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, potentissima. Grazie a tutti coloro che schiacciano condividi, grazie a quelli che ci hanno trovato nella banda DAB dell'autoradio e spargono la notizia, nel senso che chiunque ha un'auto recente degli ultimi 5 anni ha la banda DAB oltre alla banda FM, dove ci sono un fracco di radio diverse, nuove, che fanno musica completamente diversa, e anche la nostra che fa tutta un'altra musica, perché ogni mezz'ora mando artisti indipendenti. Abbiamo sentito adesso Across Music, Caterina De Medici il pezzo, Giovanni Pecchioli e Pamela Burrini insieme, provenienti da strade diverse, per un nuovo progetto di musica contemporanea, Across con la K Music. Ma non solo musica diversa, anche, vi dicevo, notizie diverse. Non dimeniamo il torrone sulla principale notizia del giorno. Non è che non la diciamo, però diamo spazio ad altre che secondo me sono più importanti, e soprattutto diamo spazio moltissimo ai vostri messaggi WhatsApp. Scrivetemi al 340 67 09 659 e io ogni mezz'ora leggo i vostri WhatsApp, e ne sono arrivati tantissimi su tanti argomenti. Bene, bravi, finalmente avete capito che il melonellum di merda era contro di noi e ci avrebbe fatto sparire. Spero che i 30 franchi tiratori fossero della Lega, altrimenti siete dei pirla. Mi sembra abbastanza chiaro questo messaggio. Siccome quell'emendamento, in generale questa legge elettorale, favorirebbe i grossi partiti, e allora tu dici è stata la Lega, i franchi tiratori sono della Lega? Molinari, che è il capogruppo della Lega alla Camera, ha detto assolutamente no. Addirittura i Vannacciani hanno fatto il filmino durante il voto, però avrebbero potuto farlo anche dopo il voto, che ne sai che è vero. C'è un messaggio audio, sentiamo che cosa dice. Buongiorno Semmi, buongiorno a chi ascolta, sono Albino del Canavese, abbiamo 23 gradi di temperatura in questo momento, sono le 7:15, quindi va bene così. A parte questo discorso monopattini, adesso dovrebbe entrare in vigore anche la targa, la targa c'è già, e l'assicurazione, va benissimo, tanto guarda, non succederà nulla, nel senso che i monopattini sono una piaga, ho sentito dire ce n'è circa 1 milione in giro, una cosa pazzesca, no? Vogliono fare qualcosa di serio? Benissimo. Tu col monopattino sgarri, quindi sei sopra in 2, in 3, vai troppo veloce, sei senza casco, non hai la targa, non hai l'assicurazione, benissimo. La contravvenzione non serve a un tubo di niente. Confisca. Glielo confischi. La confisca vuol dire che non viene più dato indietro. Attenzione, perché il sequestro sarà sempre il magistrato e dirà no, glielo ridiamo. Con la confisca non glielo danno più, è chiaro, e viene distrutto. Allora forse la gente capirà che è meglio attenersi alle leggi, ma finché non ci sono delle disposizioni tali per le quali le persone eseguono quello che la legge prevede, non si farà niente. E poi ci si domanda perché la gente vota Vannacci. Parlavo con un mio amico l'altro giorno, mi fa no, dice, se vogliamo salvarci, Vannacci. Qui non ci si salva più.
poi basta guardare le cronache cittadine cosa ci riservano, per cui vabbè, vi saluto, ciao a tutti, ciao Grazie, ciao ciao grazie, ciao ciao. grazie. Ne parla oggi il quotidiano La Stampa del problema di queste cose che girano in giro e se effettivamente molte volte non sono arrivate le targhe, quindi non puoi fare l'assicurazione e ci sono problemi di tutti i generi, anche problemi per la confisca, ok? E comunque oggi trovate tutto sul quotidiano La Stampa. Qualcuno può spiegarmi perché Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato sì all'euro digitale? Vedi come mi porta lontano l'Erminio. Di Forza Italia non mi meraviglio, è inaffidabile. Berlusconi si rivolta nella tomba ad ogni uscita di Forza Italia. Ma Fratelli d'Italia perché? Si chiede Erminio. Francesco, ciao Varin, il gruppo dei Vannacciani in Parlamento ha votato sì all'emendamento del governo e alla lettura del risultato negativo esultavano come un gol dell'Italia. Interessante. Ma alla fine conquistavano? Spiegamelo, te ne prego. Bravo Francesco. Sei il classico giornalista professionista che deve mettere la pulce nell'orecchio. Buongiorno a tutto lo staff, in particolare a Sammy. Mi mandate per cortesia il film? Eccolo lì, il film censurato in tutta Italia, Citizen Vigilante. Va bene, in mattinata te lo invio. Il film Citizen Vigilante l'ho visto, è veramente d'impatto. Secondo me comunque non dobbiamo nasconderci, dobbiamo difenderci, fargli capire che in Italia hanno finito di fare quello che vogliono. Quello sì, sono d'accordissimo, ma non possiamo prendere a pugni, pestare malamente un immigrato che non sta picchiando nessuno, stava facendo solo casino. Lo si immobilizza, non basta? Chiaramente intanto si chiama la polizia, eccetera. Se lo iniziamo a pestare senza che lui abbia pestato nessuno... Ciao Sammy, secondo me le preferenze hanno perso per lo zampino di Forza Italia. Poi figurati se il governo deve andare a casa, povera Ellie con il suo cervelletto non sa più a cosa attaccarsi, è vero Dani? Ma effettivamente fanno il loro mestiere. Buongiorno Sammy, a proposito dell'imprenditore Giuseppe Barone, ha fatto benissimo a dare dei cazzotti a quello che rompeva, se lo teneva solo fermo poi lo rifaceva, invece con i cazzotti, invece di rifarlo ci ripensa, e smettetela di giustificare sempre i delinquenti. Medaglia a Giuseppe e al Barbuni. Sinceramente qui ognuno può avere il suo pensiero. Maria Teresa è una di queste tra i tantissimi che stanno scrivendo al 340 6709 659. Io ogni mezz'ora questa mattina vi faccio sentire, grazissimo alla Tovaglieri, al suo staff, mi hanno fatto avere delle clip degli interventi di lunedì sera a Busto Arsizio in provincia di Varese, dove c'è stato un bellissimo aperitivo con Mario Giordano, famoso giornalista, e proprio Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Un aperitivo dove si parlava di remigrazione, che è entrata ufficialmente anche nel dizionario dei consigli comunali italiani. Grazie alla Lega. Grazie alla Lega, per la prima volta, lo riportava ieri il Corriere in esclusiva, grazie alla Lega a Grosseto è stato approvato un ordine del giorno che cita per la prima volta il termine remigrazione. È un passo avanti e noi remigrazione l'abbiamo urlato qualche mese fa, vi ricordate, in centro Milano c'ero io a presentare quella bellissima giornata con il gruppo dei patrioti, il gruppo europeo della Lega, e c'era proprio Mario Giordano a cominciare questo appuntamento. Mi devo fermare ragazzi, state scrivendo come dei pazzi, continuate così, vi amo, ma devo ritornare in rassegna stampa. Sono qua e mi dicono, ma Sammy, stai lì a chiacchierare. Continuate a scrivere, 340 6709 659. Vi ho detto che sul Corriere c'è l'intervento di Giorgetti e questo è importante, assolutamente da leggere. Vi ho detto che c'è il trafiletto che riguarda Barboni e quindi il Vannacciano, adesso si dice così, non si dice futurista, suona male, che cazzo vuol dire Vannacciano, e Vannacci, il generale traditore che io amo, Vannacci,
ha censurato il picchiatore Barboni. La violenza solo per autodifesa, ha detto il generale Vannacci, ok? Mentre questo Barboni si è crogiolato, si è fatti complimenti, merito una medaglia perché ha menato l'immigrato molesto. È chiaro che, ripeto, questo denota una situazione ormai fuori controllo nelle nostre città, nei nostri paesi. Fuori controllo, attenzione, da parte degli immigrati, e dico quasi sempre sono loro, che poi lo insegnano ai nostri ragazzi, non dobbiamo dimenticarlo, perché sono loro che insegnano ai nostri ragazzi e a noi grandi, cazzo, a uscire con il coltello. Avete sentito alcune interviste a Milano, ragazzi, dopo quello che è successo ancora l'altra sera? La gente esce con il coltello. Signori, io ho sempre pensato che andare in giro con il coltello fosse una cosa da terroni, ok? In senso dispregiativo, no. Che si usa in certe zone del meridione, della Sardegna, della Calabria, eccetera. Io ho sempre pensato una roba del genere, ho sempre ripudiato l'idea di andare in giro con un coltello, non penso di avere un coltellino, neanche di quelli da campeggio. Adesso la gente, ma anche grande, della mia età, della vostra età, a Milano esce con il coltello perché ha paura. Ma è pensabile una roba del genere? Allora, situazione fuori controllo da parte dei Maranza, sicuramente, ma anche da parte nostra. Non ne possiamo più, ci stiamo arrabbiando. Pensiamo che il governo non riesca a fare abbastanza? Altra domanda che vi metto sul tavolo. E allora la remigrazione potrebbe essere una risposta? Remigrazione significa non solo mandare a casa chi si macchia di gravi reati, ma anche mandare a casa chi non si sente parte del territorio che lo sta ospitando. È nostro ospite, gli diamo da mangiare e da bere, magari anche da lavorare. Eppure si ribella alle nostre leggi, non si sente integrato, non è integrato. Domandona, domandona, remigrazione, da imparare questo termine secondo voi? 340-6709-659. Attenzione, sto facendo cose forse che non dovrei fare, perché questa dovrebbe essere una rassegna stampa e molti di voi me lo scrivono. Mi prendo ogni responsabilità, d'accordo? Scrivetemi, e poi io leggo i vostri messaggi tra poco. Intanto vado sul Libero. Sì, ho deciso di andare sul Libero, d'accordo. Vado sul Libero, anche se ti puoi immaginare, passo da Repubblica, mi viene un colpo. Il governo va a sbattere, titola Repubblica. È vero, la Stampa, preferenze, sconfitta Meloni. La Stampa di oggi è bella anche perché riprende l'argomento che ci piace tanto, ragazzi, la ZES. E allora io non resisto, ve la faccio vedere subito la cosa della ZES perché è importante. Allora, facciamo così, partiamo dall'inizio. Preferenze, sconfitta Meloni, assolutamente importantissimo. Entro pericolosamente, certo, pericolosamente all'interno della Stampa e vi segnalo il retroscena di Ilario Lombardo proprio sul fatto che il governo sia andato sotto. Meloni e i sospetti su Marina. Adesso serve una riflessione, frasettina della Meloni. Perché sospetti su Marina? Perché pare che Marina Berlusconi avrebbe dei pensieri su questo fronte diversi da quelli della Meloni. Nel senso che con questa legge elettorale la Meloni vorrebbe favorire i partitoni come il suo. E i partitini un po' più piccoli, come la Lega ad esempio, verrebbero penalizzati. E tu dici, ma cosa cacchio gliene frega Marina Berlusconi della Lega? E qua ci vuole la musichetta. Tan ta da da! Signori, da leggere, da leggere. In Fratelli d'Italia sono convinti che il no sia arrivato dai deputati fedeli ai Berlusconi. Tan, ta, ta, ta. I sospetti tra i meloniani si dirigono quasi automaticamente verso i deputati fedeli a Marina Berlusconi, scrive a un certo punto oggi sulla Stampa. Sanno che la manager che ha in mano le finanze e l'eredità spirituale di Forza Italia non ha mai digerito i piani di Meloni su una riforma elettorale che premia il partito più forte nelle coalizioni.
e che darebbe uno strapotere alla leader di Fratelli d'Italia anche sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica se dovesse prevalere di nuovo il centrodestra. Meloni ha tentato, convinta di riuscire a dominare le frustrazioni di tanti anonimi parlamentari, ma il voto segreto sa essere spietato. Prosegue, è un retroscena certamente di Ilario Lombardo, ma vale la pena di leggerlo per capire anche dove sta la verità. Dicono che appunto sia colpa delle donne, siano raccolte anche firme e su questo fronte anche con alcuni esponenti della Lega che protestavano perché con questo emendamento, con questa legge elettorale praticamente puoi scegliere, ci sono le preferenze, ma sono preferenze già preferite, nel senso che sono già state scelte dai partiti le preferenze, e siccome ce ne sono poche di preferenze, sarebbero 6 quelle che trovereste sulla scheda, ma ne potreste scegliere solo 3, le donne sarebbero pochissime, già ce ne sono poche in giro di donne, è un casino trovare donne, ragazzi, tra tutti questi travestiti, gay, pansessuali, transessuali, neri, le quote nere, le quote gay, cosa stai dicendo, Sammy Varin? Un po' di serietà, cerchiamo di sdrammatizzare, però c'è anche questo fatto che non si sarebbe rispettato la quota genere, capisci sta cosa? Ed è una cosa grave, anche se giustamente magari su quotidiani come Il Libero ci si scherza un po' sopra. Proseguo sulla Stampa, l'opposizione riprende fiato, Meloni ora vada a casa, siamo pronti a governare, ed è questo che dovete avere davvero paura, ragazzi. Se questa sera si decide che si va a votare o comunque che qualcuno sale al Colle per fare un impasto di governo, non lo so cosa si potrebbe fare. E attenzione, che avete visto i sondaggi elettorali, ragazzi miei, Vannacci dovrebbe prendere subito delle decisioni da che parte stare, e nello stesso tempo inizierebbero probabilmente a litigare subito nel campo largo su chi deve essere il leader, la Schlein, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Che mai farà questa volta? Se si andasse al voto anticipato, il campo largo potrebbe evitare le primarie. Si punta a bloccare l'iter della legge, in serata aula occupata e lavori sospesi, e qui naturalmente si rifà il giro della giornata di ieri. Intervista a Angelo Bonelli: voleva condizionare il Parlamento, è stata artefice della sua sconfitta. Così il leader di AVS, che dice la più grande disfatta politica della Premier non può fare finta di niente. Possiamo aprire anche domani un confronto pragmatico allargato alle forze moderate senza veti. Leggetevi l'intervista. Pagina 5 della Stampa, approvato il nuovo pacchetto sicurezza, fermo preventivo anche per i minori. Guarda che sembra una stupidata, ma è un segnale brutto questo, e vuol dire che iniziano a essere tanti, troppi, i minori che si macchiano di gravi reati. Via libera al DDL del governo e Salvini canta vittoria. Stop ai risarcimenti per ladri e per rapinatori. Anche questa è una cosa molto importante, anche perché proprio in queste ore si decide qualcosa su quel famoso orefice. Trovate tutto quanto, ribadisco, su ogni quotidiano, e lo chiederemo anche ad Alessandro Morelli, che alle 9 sarà con noi. Finisco a pagina 7, già che ci siamo a pagina 19, eccolo qua, il gioielliere di Grinzane dice: sono pronto per il carcere, ma mi aspetto giustizia. Lo ricordiamo tutti, Mario Roggero uccise 2 rapinatori in fuga, oggi la sentenza in Cassazione. Ho deciso di passare l'ultimo giorno da uomo libero con la mia famiglia e pranzato con mia moglie a base di sushi. Non ho tempo di pensare alla politica, in tanti però mi hanno tirato per la giacchetta facendomi delle proposte. La cosa che mi ha dato più forza è stata il sostegno ricevuto, i miei video su Instagram hanno raggiunto 20 milioni di visualizzazioni. Ora la sentenza, ma soprattutto il fatto che questo deve dare soldi a chi ha ammazzato ai suoi familiari. Ha sempre sostenuto la legittima difesa il gioielliere. Il post di Salvini: capisco l'ansia dell'attesa. Per la Corte d'Appello ha sparato in assenza di un pericolo attuale e concreto.
attenzione, è ben diversa la situazione del Vannacciano che ha preso a pugni l'immigrato molestatore, però cerchiamo una via d'uscita su questo fronte. Lo chiedo sempre a voi che mi state sentendo e che avete scelto di ascoltarmi, proprio perché non volete sentire tutto il giorno la legge elettorale e se ne parla su ogni canale in questo momento. Scrivetemi 340-6709-659 e a questo punto io vi porto a pagina 7 del quotidiano La Stampa, che non è tra i nostri preferiti, però devo dire è stata proprio La Stampa a far partire questa cosa bella bella che la Lega porta avanti da sempre, da quando è nata la Lega, dicendo attenzione, per aiutare l'Italia intera bisogna aiutare prima di tutto la locomotiva d'Italia, il Nord. È minimo, perché adesso il Sud ce l'ha più lungo il PIL del Nord solo perché ha ricevuto iniezioni, ha preso la pastiglietta, il PNRR, signori, il 110%, vai, e allora Sud ce l'ha più lungo del Nord il PIL in questo momento. E ieri qualcuno sul Corriere diceva attenzione perché quando finisce l'effetto PNRR il Sud chiederà la carità e cerchiamo di aiutare chi traina da sempre, non con felicità tutta l'Italia, il Nord. Pagina 6 del quotidiano La Stampa, ma anche in quella successiva, la pagina 7. Urso all'Europa. Entro l'anno le riforme per l'industria. Le regioni del nord chiedono una ZES per l'auto. Sono zone in cui si aiuta l'economia, le ZES, una zona economica speciale che già esiste al sud, quindi a differenza dell'autonomia che ci stanno ancora facendo un culo quadro quelli di sinistra, perché ecco la secessione dei ricchi eccetera, la ZES esiste già e funziona al sud, allora facciamola anche al nord. In questo momento La Stampa chiede una ZES, una zona economica speciale ad hoc, per sostenere ad esempio l'industria dell'auto. La proposta è stata lanciata ieri dal presidente della regione Piemonte Cirio al tavolo nazionale dell'automotive convocato a Roma dal Mimit, proposta subito raccolta dalle altre regioni dove è presente Stellantis coi suoi stabilimenti. Come regioni del nord ne abbiamo parlato anche stamattina, ha spiegato Cirio, siamo al lavoro e ringrazio il governo per l'attenzione per l'istituzione di una ZES, zona economica speciale, proprio per sostenere lo sviluppo dei nostri territori e gli investimenti. Ok? Ripetiamo bene questa parolina, sono quelle parole che bisogna imparare. ZES, zone economiche speciali, sono uno strumento di politica industriale e territoriale volto a favorire lo sviluppo economico, attrarre investimenti, ridurre i divari tra le regioni, ma anche superare la burocrazia, aggiungo io. Nate in Italia nel 2017 come 8 ZES regionali, sono confluite con la riforma del 2024 in un'unica ZES, sì, ma per il Mezzogiorno, che estende agevolazioni fiscali, crediti d'imposta, semplificazioni a tutti i comuni del sud con nuove misure per il lavoro, infrastrutture e fondi PNRR. Ci sono anche le ZLS, signori, qui andiamo sul difficile, le zone logistiche che sono anche queste semplificate, possono essere istituite nelle regioni classificate come più sviluppate dalla normativa UE, in territori in cui sono presenti aree retroportuali, piattaforme logistiche, interporti. Queste ZLS vanno istituite in uno spazio limitato nella regione per una durata minima di 7 anni, prevedono semplificazioni nelle procedure burocratiche, capito mi hai? Autorizzative, doganali, fiscali per le imprese, per favorire investimenti e crescita economica. Quindi le amiamo. ZLS, zone logistiche semplificate. ZES, ZLS. Ecco
Ecco i nostri nuovi fidanzati. Ne parla un paginone, anzi 2 paginoni proprio oggi sul quotidiano La Stampa. Da una parte Urso che dice entro l'anno le riforme per l'industria, con le regioni che dicono una ZES per l'auto. Dall'altra parte c'è Marco Gai, presidente dell'Unione Industriali di Torino, che dice il piano per il nord parta nel 2027, il governo lo inserisca nella manovra. Domandina di Luca Fornovo della Stampa per il presidente Unione Industriali di Torino. Presidente, quando si dovrebbe partire con la zona speciale del nord? Già il prossimo anno, dice. È un obiettivo sfidante, ma auspico sia possibile. Del resto bisogna tenere conto che siamo di fronte a una rivoluzione industriale e tecnologica senza precedenti, dove il fattore distintivo è proprio la velocità. Tra 5 anni o prima potrebbe esserci una nuova rivoluzione e vincere la sfida con il tempo è fondamentale. Che tipo di provvedimenti si aspetta dal governo con il piano speciale per il nord? Servono misure che non siano erga omnes, come per esempio fu il super bonus del 110%, ma devono essere varate tenendo conto della specificità e del contesto, con una logica incentivante oltre che dei bisogni dei singoli territori. I primi aiuti al mondo delle aziende dovrebbero arrivare con il decreto imprese che il ministro Urso punta a varare entro la fine di settembre. Che cosa vi aspettate? Che tipo di incentivi? Risponde il presidente dell'Unione Industriali di Torino. Innanzitutto va detto non servono incentivi a fondo perduto, ma agevolazioni che consentano alle aziende di fare e rafforzare i loro investimenti. L'iperammortamento era molto apprezzato già in passato, ci aspettiamo funzioni, ha permesso a molte imprese di investire in nuovi macchinari per la manifattura, ma servirà a mettere a disposizione anche strumenti che incentivino la formazione, la riqualificazione, l'accrescimento delle competenze dei lavoratori e dei manager. Anche nell'energia abbiamo bisogno di incentivi che ci aiutano a migliorare l'efficienza energetica delle imprese, semplificazioni per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e continuare nello sviluppo del nucleare. E l'argomentazione prosegue. Oggi mi stupisco solo e soltanto sul quotidiano La Stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso. Potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello. Il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque.
Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Spirit, move me every time I'm near you, whirling like a cyclone in my mind. You're my sweetness, angel of my lifetime, answer to all answers I can find. Baby, I love you. Come into my arms. Let me know the wonder of all of you. Baby, I want to know, and hold on fast. Could this be the magic at last? Baby, take me high up on a hillside, high up where the stallion meets the sun. I could love you, build my world around you, never leave you, tell my life
is done. Baby, I love you. Come into my arms. Let me know the wonder of all of you. Baby, I want you now, and hold on fast. Could this be the magic at last? Baby, I love you. Come into my arms. Let me know the wonder of all of you. Baby, I want you now, and hold fast. Could this be the magic at last? Baby, I love you. Come into my Qualcosa si sta muovendo, perché guardate, il problema lo viviamo in Italia, ma lo sta vivendo in tutta Europa. Allora, innanzitutto chiariamo che cos'è il concetto di remigrazione senza nasconderci dietro un dito, perché ci sono tanti che vanno in giro a dire remigrazione, poi all'atto pratico che cos'è? I rimpatri. Grazie, cioè lì ci arrivavamo tutti, li abbiamo anche noi i rimpatri, e devo dire dopo vi parlerò anche di un regolamento che abbiamo approvato in Parlamento europeo dopo 10 anni che era tenuto ostaggio dalla sinistra, che sicuramente oggi aiuterà a rendere i rimpatri molto più veloci, e questo sicuramente è un ma la remigrazione, dobbiamo essere onesti e dire che è qualcosa di nuovo, di innovativo. Il rimpatrio è lo strumento, ma la ragione per cui tu devi essere rimpatriato non sono più le ragioni classiche. Se delinqui, se commetti un reato, perché ormai siamo arrivati al punto dove non c'è più compatibilità con alcune culture. Ci sono culture che hanno valori che non sono assimilabili alla nostra, per cui la nostra Costituzione, che richiamiamo a senso alternato solo quando dobbiamo fare la lotta e il governo per evitare di fare la riforma della giustizia, deve essere richiamata e rispettata anche in tutti i suoi valori. Per cui quando si va a giustificare in nome della tolleranza, del buonismo e del perbenismo che ci siano culture che considerano la donna alla stregua di un tavolino, queste culture non sono compatibili con la nostra Costituzione, e quindi queste persone, se non si adeguano, devono essere remigrati. Così l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, nel dialogo con il giornalista Mario Giordano lunedì sera a Busto Arsizio in provincia di Varese, un aperitivo sulla remigrazione che aveva avuto un successo incredibile. E a questo punto ho chiesto a Leonardo, e ringrazio dell'ufficio stampa della Tovaglieri, qualche clip, perché è davvero interessante, un argomento che dobbiamo affrontare assolutamente e che questo governo deve affrontare, e lo diciamo sommessamente in questi mesi. Adesso cominciamo anche ad alzare la voce e vedrete i risultati. Buongiorno, abbiamo sentito una interpretazione incredibile, ragazzi, di Call It Be Magic da parte di Gabriel Cavassa, sofisticata, il suo jazz piace tantissimo, ma soprattutto questo ultimo album che si chiama Diavola, che è anche il primo poi, e dove interpreta pezzi storici. Questa è la celeberrima ballata pop di Barry Manilow, targata 1973, ma in pochi si ricordano l'interpretazione
versione di Barry Manilow, che poi quello di Mandy, è stata rivisitata, è vero, nel 90 dai Take That, ma la versione indimenticabile è quella di Donna Summer, molto sexy, del 1976. Andatevela a cercare su YouTube, Cold It Be Magic, se non sapete come si scrive. Beh, cacchio, ma ancora meno forse sappiamo che tutto questo arriva dal Preludio in Do minore di Chopin. Già. Anche qui, se cercate Preludio Do minore Chopin su YouTube, salta fuori questo pezzo fantastico. Cultura, signori, certo, ogni tanto piace anche a me trasmettere cultura. Non siamo qui solo per sparare cacchiate, certo, siamo qui anche per dimenticare le cose brutte o magari metterle in un angolino scherzandoci sopra. E penso che questo vi piaccia, a giudicare da quanti messaggi mi state inviando al 3406709 659. Barboni si diventa, scrive Gian, così si fa, autodifesa legittima a tutti i costi, alla faccia di quei barboni di politici inetti. Caro Gian, permettimi di dissentire, perché ti ribadisco, se cominciamo a menare chiunque ci infastidisce, non lo so, certo quel migrante urlava, faceva casino eccetera, ma prenderlo a pugni mi sembra un po' esagerato, però magari sono una mosca bianca. Invito proprio al dialogo tutti voi, 3406709 659. Remigrazione certamente è alla base dei nostri discorsi, cioè se questi non si integrano, si disturbano, tutte queste cose continuativamente eccetera, gliela facciamo capire con le buone, altrimenti li remigriamo? Punto di domanda. Caro Sammy, quando i Maranza aggrediscono i poliziotti solo perché chiedono i documenti, è dura non essere dalla parte di Barboni. Bravo Marco, questa è un'altra meditazione. Se il Maranza picchia il poliziotto o il controllore, o gliene fa molto di peggio, la reazione deve essere misurata all'azione di questi Maranza. Basta vedere la sceneggiata da schifo fatta al termine della votazione dai sinistrati dominati da un'ambizione che ha del demoniaco per decidere di rieleggere l'anno prossimo il centrodestra, scrive l'ascoltatore Marco. Vero? Ieri hanno festeggiato alla grande. Mi dicono anche i vannacciani. È vera questa cosa? 3406709 vado sul Libero, perché tra un quarto d'ora arriva il sottosegretario Alessandro Morelli. Se avete una domanda per lui, appunto, scrivetela. 3406709 Libero titola: il governo va sotto, colpa delle donne. E potrebbe davvero essere così, cioè le donne si sono messe insieme, una trentina, non di più, è vero, per far sì che non passasse questo emendamento, perché la legge elettorale favorirebbe l'uomo, nel senso che di donne ce ne sono meno, è il fatto che le preferenze ci siano, ma sono preferenze già preferite, sono preferenze tra i preferiti dai partiti, e probabilmente loro dicono le donne sono poche in Parlamento e quindi sarebbero poche anche le preferite da mettere nelle preferenze. Questo è il mio pensiero, sto magari sparando cacchiate, sto cercando di giustificare il fatto che ieri il governo è andato sotto. Più di 30 franche tiratrici, scrive direttamente oggi Libero, votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale. Sinistra in festa, Meloni, serve una riflessione. Titolo principale sul Libero, che si occupa, come tutti gli altri quotidiani, ma noi sviamo, siamo svicoloni, delle amanti e dello stagista, gli altri guai di Ranucci. Se vi piace come argomento vedere Ranucci da tutte le parti, è tutto vostro, pagina 4 e 7 oggi di Libero. Ma più importante sicuramente l'articolo di Francesco Storace. Arriva la legge anti-Maranza, fermo preventivo pure ai minori.
E questa è una cosa molto bella, molto potente, importantissima, perché, ripeto, se vostro figlio non torna a casa la sera, vuol dire che ha fatto qualche cazzata e l'hanno fermato, perché poteva farne di peggio. Roba pesante. Importante anche, certo, quello che sta uscendo adesso che riguarda la Lega: basta con i risarcimenti per ladri e rapinatori. Nel DDL sicurezza c'è anche questa postilla. E non è una cacchiata, signori, perché era il colmo per chi si difende e fa male a un ladro, a un rapinatore, è che poi lo devi risarcire. Se lo uccidi, prima di tutto, ma anche se gli spari alle gambe e rimane offeso, lo devi risarcire. Vi sembra giusta questa cosa? C'è voluta la Lega. 3406709 subito a pagina 2. Le donne affossano il governo sulla nuova legge elettorale, niente preferenze, festa a sinistra, scrive oggi Elisa Calessi. L'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze non passa. 188 contrari contro 187 sì. In aula il boato della minoranza che si scatena e invoca le urne. Bocciata dalla sua maggioranza, la Premier va dal colle, poi il sit-in in piazza e l'occupazione della Camera. Paginone, certamente, ma attenzione in taglio basso. In Lega e Forza Italia caccia alle franche tiratrici. Dai calcoli sono 31. Il sospetto è che sia stata la protesta trasversale femminile ad affossare il ritorno delle preferenze. Il primo a fare di conto è stato chiaramente Riccardo Molinari, che noi sentiamo ogni lunedì, capogruppo della Lega a Montecitorio, che ha detto: secondo il calcolo che abbiamo fatto noi, i franchi tiratori sono stati 31, nessun franco tiratore c'è stato nella Lega, dice Molinari. Già, ma il voto è stato segreto. Come fai a esserne sicuro? Scrivono tutti. Meloni furiosa ma non lascia. Ha vinto ancora la palude, lei con Atreyu, la palude, era bellissimo il film, la storia infinita. In un post la Premier ammette la delusione per l'esito del voto. Abbiamo provato, non è andata, serve una riflessione nella maggioranza. Tajani da Parigi, il governo non è in discussione. Attenzione, vedremo che questa sera si riuniscono, potrebbero anche arrivare decisioni che non ci aspettiamo. Attenzione anche su Libero, la pagina 8, le lacrime del gioielliere che uccise 2 rapinatori. Oggi saprò il mio destino. La Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. Un'ingiustizia. E ricordiamolo, Roggero deve anche dare un fracco di soldi ai familiari di chi ha perso la vita o è rimasto offeso dopo questa sparatoria e dopo chiaramente il lavoro, perché era un lavoro di questi ladri. Il supporto di Salvini. Se la condanna fosse confermata, continua Roggero nel video, vorrebbe dire la chiusura della nostra attività, fa il gioielliere, lasciando veramente tutta la mia famiglia in grave difficoltà. Un appello rilanciato anche dal vice premier Matteo Salvini insieme a un messaggio dallo stesso ministro. Ci sono passato anche io, so bene purtroppo cosa vuol dire aspettare per mesi, per giorni, per ore la sentenza finale dei giudici della Corte di Cassazione che hanno in mano la tua vita, la tua libertà. Forza Mario. E la Lega su questo appunto sta lavorando e ha lavorato inserendo questo emendamento nel DDL sicurezza. Basta con i risarcimenti per ladri e rapinatori. Vi chiedo umilmente cosa ne pensate, al di là del vostro partito di riferimento, se mai ci sia. Inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659. Anche su Libero, taglio basso, il Vannacciano mette KO l'immigrato, lui lo denuncia. L'immigrato ha denunciato il Vannacciano, ma il generale prende le distanze da Giuseppe Barboni, che ci resta male. Che delusione. Lorenzo Cafarchio, colpo di scena su colpo di scena. L'algoritmo della vicenda dell'imprenditore marchigiano Giuseppe Barboni, che ha aggredito un immigrato iracheno a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli, è esploso sui social. Tifoserie tra chi osanna il militante di Futuro Nazionale e chi lo vede come uno squadrista del terzo millennio.
Ce li abbiamo già quelli che prendono a martellate i fascisti, ma non siamo qui per riavvolgere il nastro, siamo qui per raccontarvi l'evoluzione della vicenda. La prima novità arriva da Michel Abeb Youssef, senza tetto dell'Iraq, che ha sporto denuncia contro Barboni, quello che lo ha preso a pugni. Lo straniero si è recato in ospedale dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in 14 giorni. A seguire, ieri si è presentato in commissariato per querelare il suo aggressore. La procura di Ascoli Piceno aprirà un fascicolo sull'episodio, ipotizzando presumibilmente il reato di lesioni personali. La vicissitudine è nota: Youssef aveva bloccato il traffico con l'ausilio della sua bicicletta, così è intervenuto Barboni, che prima ha scagliato la bici e poi, a seguito dei reiterati insulti dell'iracheno, lo insultava, lo ha gettato a terra. A questo punto è intervenuto il leader di FN, Roberto Vannacci. Non è che è intervenuto sulla scena, è intervenuto dopo qualche giorno su questa vicenda. Non giustifico mai la violenza, ha detto Vannacci, se non è motivata da una necessità di difesa. C'è qualcuno che sta facendo le indagini, vedremo quello che è. Qualora questa persona abbia violato norme e leggi, verrà punita in base a quelle che sono le pene per quelle norme e per quelle leggi. La palla è tornata a Giuseppe Barboni, picchiatore, che non l'ha presa bene. Con Vannacci dice: non ci siamo sentiti, ho letto che ha preso le distanze, mi spiace e sbalordisce, forse non ha visto bene il video. Dico la verità, se è vero quello che ho letto, è una delusione impressionante. Barboni, e puoi sempre entrare nella Lega se vuoi. Dopo aver deprecato il comportamento dell'iracheno, uno scemo che vuole farsi notare, dice di essere un sostenitore del generale. Finalmente può esserci un futuro De Gaulle che renda l'Italia vistosa, vincente e poderosa, ma se queste sono le basi, puntini puntini. A voi il pensiero, signori, scrivetemi 340-6709-659. Oggi probabilmente battiamo ogni record con la macchinetta di WhatsApp. Siamo a pagina 9 di Libero. Anche qui arriva la legge anti-Maranza, fermo preventivo pure ai minori. Movida, coltelli, rapina e violenza. Importante quello che vi dicevo: escluso il risarcimento del danno in capo alla vittima se reagisce a seguito di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, furto e rapina. Interessante emendamento, ok? Intanto a Jesolo spuntano le fioriere anti-Maranza, panchine trasformate in fioriere per evitare che gruppi di ragazzini si siedano per ore creando il caos. Vabbè, ma si siedevano anche i vecchietti, ti siedi sugli spuntoni dei rami, no? In piazza Mazzini a Jesolo, dove gravita la movida della città turistica della Costa Veneta, sono state installate delle fioriere per tentare di scongiurare i soliti eccessi, schiamazzi, risse ed episodi di violenza tra i giovanissimi. Quest'anno il comitato della piazza, che raduna una decina di esercenti e negozianti, ha messo in campo una soluzione radicale. Con l'ok del sindaco hanno deciso di trasformare la panchina vicino alla via di accesso al mare in fioriera, le fioriere anti-Maranza. No, ma sono temporanee, resteranno solo fino a fine stagione, ha detto il sindaco. Vabbè, bastava dargli qualche pugno a sti Maranza, dai. Giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano Libero. Reintegrati, guarda questo titolo: reintegrati i medici Novax. Ve l'aspettavate? L'ordine che si incazza dice: sconcertati, riammessi nell'albo, se fanno richiesta, i dottori radiati perché Novax, e la sinistra insorge. Non vi leggo l'articolo, dovete comprarvelo libero. Siete barboni anche voi? Pezzenti, compratevi un giornale, almeno uno alla settimana, e dai. Il Piddino che vuole fucilare i fascisti, ragazzi, roba buona come sempre sul Libero. Lorenzo Pacini, esponente radicale Dem e autocandidato sindaco di Milano, mette nel mirino la destra: se non vi sconfiggiamo alle urne, ci sono le armi. Nel giorno della memoria aveva sfilato contro gli ebrei. Capisci dove si finisce poi? Finiamo come loro poi. La Salis, non ho fatto apposta, giuro, la Salis vuole nascondere il terrorismo rosso, è l'articolo più in basso sul Libero. Il sottosegretario Prisco sarà al summit USA sulle violenze degli Antifa, e Ilaria
l'aria impazzisce. Altro articolo che con il caldo che fa vi mettete comodi al freschetto e ve lo leggete. Infine, pagina 19 di Libero, la ciliegina. Vai all'alba in spiaggia a lasciare telo e ombrellone? Occhio che ti fanno la multa. E anche qui voglio sentire il vostro parere. L'avete mai fatta questa cosa brutta di andare presto in spiaggia? Francesco, andare presto in spiaggia, lasciare l'ombrellone, il telo e poi tornare a letto e dire io torno più tardi? Dice manco, io dormo col cavolo. Io sinceramente avrei paura che me lo fregano il telo, l'asciugamano, anche perché io ce li ho da collezione, i miei, scritto Padania Libera, dai scherzo. Vai all'alba in spiaggia a lasciare telo e ombrellone, occhio che ti fanno la multa, scrive Susanna Barberini oggi sul Libero. L'abitudine di molti configura un reato, sappiatelo, occupazione abusiva di suolo demaniale, e adesso iniziano a fioccare le sanzioni. Si sa, il posto in prima fila al mare si conquista con una levataccia, soprattutto quando la spiaggia è libera e quei pochi metri di sabbia sono ambiti da tanti, soprattutto ad esempio in Liguria, dove le spiagge sono piccine picciò. Eppure c'è sempre chi ci prova, lasciando uno sdraio, un ombrellone la sera prima. Io la sera prima sinceramente non riuscirei mai, dimenticando un asciugamano ben steso, ma dai, col vento te lo ritrovi poi tutto bagnato chissà dove, oppure arrivando prima degli altri, di solito all'alba, per occupare posti anche per altre persone. Adesso in tanti lo avete fatto, confessate, in qualche caso anche no, dietro compenso. Non si fa, è vietato. Lo hanno ricordato a tutti i militari della Guardia Costiera intervenuti a Riva Trigoso, nel comune di Sestri Levante, con un blitz per controllare ombrelloni, asciugamani, lettini, materassini utilizzati come segnaposto, scoprendo che quella era una prenotazione artigianale della prima fila, praticata alle 5 o alle 6 del mattino, in attesa dell'arrivo di chi aveva prenotato il posto. Questa cosa trasforma un bene pubblico, la spiaggia, in una pertinenza privata, seppur temporanea, e allora è scattato il sequestro delle attrezzature balneari. Il materassino non c'è più. Signori, cosa fanno? Ci hanno messo, lo hanno lucchettato o l'hanno portato via del tutto? Se non trovate più materassino, sdraio, ombrellone, pensate che non sarebbe stato un ladro, ma è passata la polizia e ve lo ha sequestrato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Siamo viandanti, occhi sognanti che volano, dove tutto sfugge, tutto cambia per non cambiare mai. Albe giganti, piccoli amanti si cercano tra ricordi persi, fari accesi, silenzio e battiti. Suona per me, canta per me, non ti fermare più. La musica è un'anima fatta di notte blu. Only me and you, only me and you. Dietro uno specchio trovo un rifugio, l'origine. Siamo controcanto, un dipinto che non sbiadisce mai. All'improvviso scia di profumo, ti sento mia,
Tu mi scappi dentro, tuono denso, esplode e fuggi via. Suona per me, canta per me, non ti fermare più. La musica è un'anima fatta di notte blu. Only me and you. Only me and you. La musica è verità, una storia fantastica. Only me and you. Only me and you. Me and you. Non lo facevo apposta perché tutti nei piani alti, di tutti gli venivano i brividi, gli veniva paura, tutte le volte che diceva l'immigrazione, tutti che hanno paura, non si può dire, è il tabù. Allora io vorrei cominciare, scusatemi, mi alzo anche in piedi, io vorrei cominciare che noi tutti lo diciamo forte e insieme. Remigrazione, 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 remigrazione. Si può dire, non succede nulla, non succede nulla, no, non è successo nulla. Va ora in onda Qui Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Abbiamo ascoltato l'artista indipendente Elisa Benvenuto da Sisi con Me and You. Abbiamo ascoltato un'altra clip dell'appuntamento di lunedì sera a Busto Arsizio in provincia di Varese con Mario Giordano e Isabella Tovaglieri, un aperitivo sulla remigrazione. Adesso ascoltiamo il sottosegretario, senatore Alessandro Morelli. Ciao! Buongiorno a te, Semi, buongiorno agli ascoltatori. Ti piace la mia distrazione di massa? Cioè oggi praticamente ho incentrato la mia rassegna stampa su quello che la Lega e il governo sta facendo sul fronte sicurezza. Cioè sto spiegando che cos'è la remigrazione, la differenza tra remigrazione e il semplice rimandare a casa la persona. Ci sono motivazioni anche diverse e stiamo cercando di spiegare come sul fronte sicurezza ci sono delle novità importantissime che adesso vediamo, però giustamente Alessandro non si può far finta di niente. Il Corriere, governo battuto sulla legge elettorale. La Repubblica, il governo va a sbattere. La Stampa, preferenze, sconfitta Meloni. Se preferisci il Fatto Quotidiano, il Bottarellum con la faccia della Meloni che chiude gli occhi. Vuoi dire che cacchio mi hanno fatto? La Verità, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. Il Giornale, alto tradimento. Mentre Libero, ad esempio, dà la colpa alle donne. Il governo va sotto, colpa delle donne. Allora, diciamolo subito, Alessandro Morelli non c'entra niente, perché eri al Senato, ok? Alessandro, cos'è successo ieri? Dobbiamo avere paura, perché questa sera mi pare che si troveranno e potrebbero succedere cose. Alessandro. Allora, la paura chiaramente riguarda altri temi, altri argomenti. È chiaro ed evidente che di fronte a una presa di posizione da parte del governo, una parte della stessa maggioranza, grazie a una votazione segreta che è avvenuta a seguito della richiesta delle opposizioni di sinistra, non è stata coerente con le indicazioni del governo. Ora, è già capitato in altre occasioni che purtroppo emendamenti, ordini del giorno, mozioni presentate dalla maggioranza fossero bocciate
nell'ambito delle scelte parlamentari, che chiaramente sono autonome e sovrane nella Repubblica Italiana da parte del Parlamento, ma in questo caso evidentemente il peso politico della presa di posizione parlamentare è ben diverso rispetto al passato. Ora dunque i leader, trovandosi in queste ore, in questi giorni, dovranno scegliere la strategia migliore per uscire da un'impasse politica che chiaramente comunque non cancella i risultati ottenuti dal governo. Tu stai facendo meritoriamente un servizio pubblico legato per oggi al fronte della sicurezza, con i 3.000 agenti in più che oggi sono a disposizione sulle strade, grazie al lavoro della Lega, del sottosegretario Molteni, al lavoro che stiamo facendo sulle infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. L'impasse politica chiaramente è un'impasse momentanea che sicuramente marchia in maniera molto forte questa ultima fase di legislatura, ma diciamo al cittadino medio può interessare fino ad un certo punto, perché riguarda la politica politicante. Rimane il caso delle preferenze, sul quale la Lega ha espresso il proprio favore negli ultimi giorni, e quindi per questa ragione è un gran peccato che l'opposizione esulti su un voto che in realtà avrebbe potuto dare un'opportunità in più all'elettore di scegliere. Dall'altra parte evidentemente un'impasse che in maggioranza è avvenuta e sulla quale i leader troveranno una quadra. Chiaro. E anche questa cosa che mette soprattutto Libero colpa delle donne, anche lì quanto c'è da crederci a queste cose, perché comunque era stata firmata una petizione su questo fronte, perché le donne sono in meno e con questa selezione praticamente le preferenze sarebbero state fatte dagli italiani all'interno dei preferiti, di altre preferenze fatte dal partito, e probabilmente qual era il ragionamento? Che ci sono poche donne, quindi ci sarebbero state meno donne tra le preferite che noi poi dobbiamo scegliere. Io non ci sono arrivato a questa cosa. Alessandro, com'era la storia? Beh, la tesi è che, a parte alcune donne che fanno politica assolutamente arcinote, e chiaramente la notorietà è una, oltre le capacità e la bravura nell'applicarsi nell'azione politica amministrativa, è una delle diciamo maggiori ragioni per le quali la notorietà, dicevamo, sicuramente premia sul fronte delle preferenze. Ora, da quando non ci sono più i partiti di una volta, la Lega è l'ultimo partito che ha ancora una struttura interna propria, che chiaramente può dare un indirizzo rispetto alla volontà del partito per promuovere e quindi anche eleggere delle figure che siano importanti, perché magari sono cresciuti in piccoli centri, hanno avuto un ottimo e hanno portato degli ottimi risultati dal punto di vista amministrativo, ma magari non hanno la stessa notorietà di chi solca i talk show, ha la possibilità di parlare direttamente a giornalisti e quant'altro. Quindi la logica, la ratio di questa protesta riguarda appunto il fatto che numericamente le signore che fanno politica abbiano, e questo è un dato oggettivo, meno possibilità numeriche di essere presenti appunto sul fronte della pura notorietà. E noi comunque abbiamo sempre detto che puoi essere donna, uomo, bianco, nero, l'importante è che tu sia in gamba, e penso che le quote siano importanti, ma non è che proprio dobbiamo impazzire. Senti un po', ti porto sulla Stampa. A proposito, non sono completamente impazzito, ma è da un po' di giorni che
che la stampa mi piace, non lo so, Alessandro, se mi sto ammalando dimmelo subito, ci conosciamo da tanti anni e quindi tra amici me lo devi dire. Sammy, non devi più leggere la stampa, tu dimmelo, tanto poi lo sai che noi qui facciamo lo stesso quello che vogliamo. Allora, la stampa è da un po' di giorni, ha lanciato il quotidiano La Stampa questa cosa, la ZES, che tu dici, hanno scoperto l'acqua calda quelli della stampa, perché la ZES è queste zone in cui si cerca di aiutare economicamente, ma anche non solo burocraticamente, togliendo un po' di burocrazia, si cerca di aiutare l'economia. E la Lega li ha sempre volute. Sono partite al sud. E adesso le vogliamo anche al nord. Urso ha detto: entro l'anno le riforme per l'industria. Le regioni chiedono una ZES, scrive La Stampa questa mattina, per l'auto. Marco Gai, presidente delle Unioni Industriali di Torino, oggi intervistato, dice: il piano per il nord parta dal 2027, il governo lo inserisca nella manovra. Ieri La Stampa sempre scriveva: ZES, il nord vuole certezze. Cosa sta succedendo? Chi si sta risvegliando? Ma soprattutto queste ZES, tanto volute da sempre dalla Lega, potrebbero diventare realtà, perché questa volta la sinistra non può dire niente. Esistono già al sud, perché non farle anche al nord, che è quello che traina tutta l'Italia, al di là del PNRR e delle iniezioni di 110%? Alessandro. Bocciate dalla stessa Europa? Allora, innanzitutto diamo un'informazione ai nostri ascoltatori. Il direttore della Stampa è cambiato proprio nei giorni scorsi. Il nuovo direttore, Antonio Di Rosa, infatti è in carica dal 1° luglio. La Stampa è stata venduta dall'editore storico, dalla famiglia Agnelli, quindi in particolare da Gian Elkann, proprio nei mesi scorsi, e quindi diciamo che il cambio di rotta non solo è evidente, ma oramai è palese. Ora, non possiamo far altro che complimentarci con la Stampa, perché in un quadro generale nel quale la politica, il giornalismo e in particolare la carta stampata ha delle enormi difficoltà nell'approcciarsi a chi poi deve comprarlo, cioè i lettori, comprarli questi giornali, sta virando, cercando una propria differente chiave di lettura delle notizie e una differente esposizione delle notizie che chiaramente la differenziano da tutti gli altri, che è una cosa positiva se ci pensi, cioè uno cerca di approcciare il mercato essendo diverso. È uno dei temi sui quali il quotidiano La Verità ha vissuto soprattutto nei suoi periodi iniziali il suo fortissimo successo, differenziarsi da tutti gli altri che bene o male titolavano e titolano ancora più o meno alla stessa maniera, sugli stessi argomenti. Insomma, c'è una notizia che i giornaloni mainstream cercano di lanciare dal punto di vista mediatico in pancia e in faccia molto spesso all'opinione pubblica. La Stampa dunque sceglie una strategia editoriale molto differente, quindi anche in giornate così intense dal punto di vista politico sceglie di non dare, almeno in prima pagina, la stessa evidenza che danno tutti gli altri giornali a quella determinata notizia, ma in questo caso, nel caso che tu stai riportando, dà una notizia molto importante, soprattutto per quanto riguarda quei territori di interesse della Stampa. La Stampa è il quotidiano storico di Torino e del Piemonte. È evidente che diciamo il fulcro delle vendite della Stampa sono nell'area del nord-ovest del paese, e dunque per questa ragione l'area del nord-ovest del paese evidentemente è fortemente interessata alla proposta della Lega, e cioè quella di istituire e di allargare questa ZES unica che oggi vale per il meridione d'Italia anche alle aree pedemontane e montane, o quantomeno quelle di confine, perché dobbiamo ricordare che se è vero come è vero, ed è oggettivo, che la ricchezza è in particolare in Padania, dove chiaramente l'industria, la manifattura, l'impegno
da tutti i punti di vista ha permesso di avere dei redditi più alti e uno sviluppo economico più alto rispetto al resto d'Italia, è oggettivo che anche nella stessa Padania ci siano delle aree che sono in maggiori difficoltà. Quelle frontaliere, primo tra tutte. Quanti piemontesi, lombardi, decidono di vivere nelle nostre regioni ed andare a lavorare da altre parti, in Svizzera, tanto per dirne una. Quindi per questa ragione è evidente che ci sono delle aree depresse anche in Padania che hanno la necessità di essere valorizzate. Cogliere l'opportunità della ZES, chiaramente delle ZES, è una grande opportunità che la Lega ha lanciato, visto il buon successo della ZES unica in Meridione, che ha richiamato numerose aziende che grazie a degli sgravi fiscali possono avere la testa in quelle zone, e quindi per questa ragione portare e drenare maggiori investimenti in quelle aree. E quindi, signori, oggi il quotidiano La Stampa merita un applausino, ecco, due volte, basta così, ma intanto è da prendere in considerazione perché, come diceva Alessandro, c'è stato anche questo cambio di proprietario interessante, anche su Repubblica, lo sapete, sono lì che ballano il Sirtaki e non si sa cosa succederà all'interno della redazione di Radio Capital. Naturalmente noi abbracciamo i colleghi giornalisti, anche se di sinistra li abbracciamo lo stesso perché c'è di mezzo l'occupazione quando ci sono dei tagli. Tant'è, Alessandro, mentre parlavi sono arrivati tantissimi WhatsApp al 3406709659. I nostri ascoltatori lo sanno certamente che la nostra radio vive di messaggi. Siete voi, ascoltatori, veri editorialisti di Radio Libertà. Ti dico dove mi portano questi WhatsApp, e portano da una parte che magari non pensiamo neanche. Portano a Barboni. Oh mamma mia, oggi addirittura il Corriere ci dedica il caffè di Massimo Gramellini. Barboni si nasce, e all'interno, d'altronde era stato uno dei primi a parlarne, un trafilettone su Vannacci, il generale traditore che io amo, tu lo sai, sono stato il primo che l'ha preso politicamente in quel posto da Vannacci, ma secondo me è un personaggio comunque valido. Beh, signori, Vannacci ha censurato il picchiatore Barboni. Sai, quello che ha picchiato l'immigrato che dava fastidio, eccetera, l'ha preso a pugni. Vannacci è stato zitto per qualche giorno, e qui ha imparato un po' dalla Schlein, secondo me, e a un certo punto ha detto: la violenza no, solo per autodifesa. Quindi Vannacci che ha censurato Barboni, che è un vannacciano, ragazzi, e che cavolo. Allora, cosa sta succedendo? Che i nostri ascoltatori, Alessandro, in questi giorni hanno tifato per questo picchiatore, dicendo non ne possiamo proprio più. Io in questi giorni sto ancora distribuendo il film censurato in tutta Europa, lo mando via WhatsApp, ma si trova anche su YouTube, Citizen Vigilante, che parla di questo Charles Bronson dei tempi nostri, che giustizia malamente chi si macchia di gravi reati, e sono tutti immigrati. Io ho preso le distanze da questo film dicendo: ragazzi, non sono robe da fare, anche perché questo a un certo punto spara contro la polizia, l'esercito, eccetera. Siamo matti, però è il segnale, è un allarme di un malumore molto forte che c'è nel nostro paese, soprattutto il fatto che i nostri ascoltatori stiano tifando per questo Barboni, che ha preso a pugni l'immigrato che non stava picchiando nessuno, stava dando molto fastidio. Questo è vero. Come fare, Alessandro? Dove sta la verità? Ma soprattutto cosa sta facendo la Lega? Perché siamo proprio sulla notizia, e la Lega ha portato avanti un nuovo disegno di legge sulla sicurezza in cui si pensa molto a questi Maranza. Ricordiamo quello che al Colosseo ha aggredito la polizia, è stato rimpatriato, lo ricordiamo, ma in questo disegno di legge ci sono tante cose che riguardano i Maranza, come il fermo preventivo che può essere fatto addirittura dai vigili. Cosa sta accadendo, cosa sta succedendo, e cosa anche dire alla gente che comincia a dire no,
E qui se la polizia non arriva, io mi faccio giustizia da solo, io giro con il coltello. Alessandro, girare a Milano con il coltello, e io pensavo fosse una roba da certe tipologie di persone del passato che magari arrivavano da altre aree geografiche. Adesso anche i grandi, abbiamo visto delle interviste, escono la sera con il coltello in tasca perché hanno paura. Parlo dei grandi, noi grandi. Io non lo farei mai, non c'ho neanche il coltellino da campeggio. Scusa la chiacchierata, a te la linea. Ma guarda, il quadro chiaramente è molto complesso. Basterebbe dire che quando si è all'opposizione, quando si arriva a dei livelli, a dei punti di scarsa sopportazione da parte dell'opinione pubblica, certi comportamenti, diciamo, vengono quasi, tra virgolette, giustificati, non tanto perché si approccia in maniera positiva rispetto a quei comportamenti, ma perché l'opinione pubblica vede una fonte di giustizia fai da te quando la giustizia manca. Ora, perché il governo del centrodestra non è ancora riuscito ad ottenere tutti quei risultati che il proprio elettorato e noi stessi, cioè non è che io e te, Sammy, viviamo su Marte, io e te abbiamo dei figli piccoli, io e te abbiamo delle mogli, tutti quanti viviamo in questo mondo e sappiamo perfettamente quale sia il rischio da un lato, le preoccupazioni dall'altro e l'approccio che dobbiamo avere con la nostra società che è cambiata. Ora, la Lega, diciamo, queste cose le dice da 40 anni, diciamo piuttosto inascoltata da un lato, oppure sempre attaccata dall'altro. Sappiamo quanto ci hanno dato, insomma, dei fascisti, dei trogloditi, di quelli che non vogliono aprirsi, di quelli che hanno una mentalità retrograda, bla 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 bla, nel corso degli anni. Il dato qual è? Che la soluzione purtroppo non è semplice e la Lega è riuscita a mettere in campo una serie di azioni. Primo tra tutti dobbiamo sottolineare che grazie a Dio c'è un governo di centrodestra, perché qui siamo in un momento storico nel quale veramente si rischia un giro di boa del quale non si può più tornare indietro. Pensa, caro Sammy, se al posto del governo di centrodestra con Salvini, Morelli, Molteni, Calderoli e gli altri ci fosse un bel governo di centrosinistra, con Bonelli, Fratoianni, la di lui moglie, Soumahoro e quant'altro. Già questo ci fa semplicemente capire quale sia il rischio potenziale al quale siamo andati incontro e al quale chiaramente a qualunque tipo di elezioni andiamo incontro. Dall'altra parte, perché non si è riusciti a ottenere tutti quei risultati che noi desideriamo? Beh, la risposta anche qua, non è semplice perché va spiegata, è molto più semplice di dire ce l'hanno tutti con noi, ma va spiegata e le persone di buon senso capiscono immediatamente di cosa stiamo parlando. Ora, di fronte a un ministro che ha fatto quello che doveva fare, e cioè bloccare i porti quando era ministro dell'interno, sappiamo qual è stata la reazione del cosiddetto deep state, 7 anni di processo che hanno portato alla fine, perché pochi si sono soffermati su quale sia l'ultima riga di tutto questo lunghissimo iter giudiziario che ha colpito Matteo Salvini. L'ultima riga è quello della Cassazione, che dichiara nero su bianco che non esistevano neppure i presupposti giuridici per procedere nei confronti di Salvini. Ora, penso che questo sia chiaro e sia chiaro a tutti quello che ho appena detto. Ora, dunque, che cosa dobbiamo affrontare noi? Tutti i giorni noi realizziamo, costruiamo, scriviamo delle proposte di legge che a seguito dell'approvazione parlamentare devono essere, sono sub iudice di fronte a numerose altre istituzioni. È chiaro che in 5 anni di governo, che è una legislatura, ora siamo al 4º di questo governo, non è possibile smontare 40 anni di disastri fatti in precedenza. Ci ha provato Salvini quando era ministro dell'interno e il risultato l'abbiamo avuto sotto gli occhi. Salvini ha bloccato l'immigrazione clandestina, perché questo è un fatto, ha subito 7 anni di processi. Ora gli italiani
evidentemente, diciamo, non approvando più le scelte che Salvini ha fatto e che la Lega sta facendo su vari settori, da una determinata percentuale, che sicuramente era anche legata al lavoro di Salvini sul fronte dell'immigrazione, oggi gli italiani premiano la Lega molto meno rispetto a prima. Questo è il risultato. Sono i risultati, da un lato, quello giudiziario che ha toccato Salvini e che poi appunto ha visto la stessa magistratura sbertucciare i magistrati che lo hanno voluto indagare, magistrati che hanno compiuto un'attività politica in coerenza con il voto parlamentare della sinistra che ha permesso di procedere giudiziariamente nei confronti di Salvini, e in seguito della scelta del Presidente della Repubblica che proprio sul fatto che Salvini fosse a processo non ha voluto indicarlo come ministro dell'interno nel governo di centrodestra. Pensa se avessimo avuto Salvini al Ministero dell'Interno. Chiaramente Piantedosi è un bravissimo poliziotto, ministro dell'interno, ma dal mio punto di vista, essendo io leghista e avendo come segretario Matteo Salvini avrebbe potuto dare delle chiavi differenti. Ora, dunque, noi siamo di fronte ad una situazione nella quale, quando tu approvi un'iniziativa di qualunque genere, c'è sempre qualcuno che può metterci il becco. Ho parlato dei giudici sul fronte dell'immigrazione, se vuoi apriamo il libro che riguarda la Corte dei Conti sul fronte del ponte sullo Stretto di Messina. Politicamente la maggioranza degli italiani vota un governo che dice faremo il ponte sullo Stretto di Messina. Non solo, nelle regioni protagoniste della grande infrastruttura, cioè Sicilia e Calabria, la Lega e il centrodestra vincono addirittura, e lo sottolineo per ricordarlo a me e a tutti quanti, la Lega alle regionali le ultime regionali in Calabria, a Reggio Calabria ha preso il 15%, la Lega. Quindi per queste ragioni io sottolineo ancora una volta che certo fa audience avere il picchiatore che va per strada e mena l'immigrato, ma i risultati li porta il lavoro, e un lavoro che purtroppo deve, per avere il risultato vero, un lavoro che deve durare più di una legislatura. Perché? Perché la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, tutte queste istituzioni a cui faccio riferimento sono delle istituzioni che all'opinione pubblica appaiono come dei magistrati che tanti anni fa hanno vinto un concorso, e già sui concorsi parliamone, ma lasciamo stare anche questo argomento, ma che hanno degli indirizzi politici evidenti. Cioè alla Corte dei Conti, Sammy, non è che ci sono solo dei magistrati che vengono nominati attraverso il concorso, ma ci sono dei magistrati nominati dalla politica, dal governo. E quindi noi abbiamo messo, il governo di centrodestra ha inserito 2 giudici in questa assise. È chiaro che se ci sono stati 40 anni di PD al governo, tutti gli altri sono dall'altra parte. Sulla Corte Costituzionale, insomma, basta un nome, cioè non sto a fare un ragionamento. Giuliano Amato. Hai capito che se politicamente sono stati promossi dei personaggi che hanno una base ideale, valoriale, e esprimono una bandiera che non è la nostra, quando una legge passa sotto le forche caudine della Corte Costituzionale, indovina da che parte sta Giuliano Amato quando deve scegliere se una norma è costituzionale o incostituzionale, lasciando perdere chiaramente il tema del Presidente della Repubblica, che ha la gravissima colpa di non aver voluto Salvini al Ministero dell'Interno nel governo di centrodestra. Dunque, per cambiare le cose non basta una legislatura, servono più legislature, andando sempre chiaramente nella stessa direzione. Quindi il lavoro che stiamo svolgendo con i nuovi decreti sicurezza, il tema dei Maranza, il tema chiaramente del numero delle forze dell'ordine che sta aumentando in questi anni grazie al lavoro di Salvini, ancora, figurati, quando era ministro dell'Interno, che ha iniziato quel percorso. I bandi chiaramente sono partite le visi, insomma le assunzioni sono in corso in questi anni. Un lavoro enorme che chiaramente porta dei risultati nel corso degli anni successivi, perché se tu meni il magrebino
che fa casino, innanzitutto stai compiendo un reato, e chi ha da perdere tra te Semmivarin e il magrebino nullatenente che spaccia, indovina un po' chi è, caro Sammy. Chiaramente arriva qualcuno, ti dà una multa se ti va bene, altrimenti ti mette al gabbio. E se mettono al gabbio Semmivarin è un problema non solo per Semmivarin, non solo per i suoi figli, è un problema per tutti, perché è scandaloso che un cittadino sia vittima di una situazione di questo genere. Ma tornando al punto, pensare che ci si possa fare giustizia da soli di fronte a situazioni come quelle che vediamo è francamente e oggettivamente complicato. Caro Sammy, sarebbe persino ridicolo se io e te andassimo in giro con un coltello, perché questi personaggi che abbiamo di fronte non solo sono disposti ad usarlo il coltello, ma molto spesso sono pure capaci di usarlo, a differenza nostra. Dunque è chiaro che noi siamo in una situazione frutto di 40 anni di sistema che ha agevolato questa realtà, che ha portato a questa realtà. Chiudo, Sammy, ricordandoti che quello a cui andiamo incontro è veramente una situazione, questo sì, pericolosa, non che deve far paura, ma è pericolosa. Da un lato abbiamo quelli che urlano, fanno i picchiatori, ma che poi alla fine non portano al risultato. Perché il magrebino che è stato menato l'altro giorno non solo è finito all'ospedale e noi stiamo pure pagandogli l'ospedale, prima cosa, ma secondo verrà rilasciato perché le norme che ci sono ancora oggi e che noi non siamo ancora riusciti, per le cause che ho già descritto, a cambiare, gli permettono di rimanere qua. Ti do solo questo spunto per capirci anche quale sia la differenza. Da un lato ci sono gli urlatori picchiatori, dall'altro ci sono quelli che questo fronte immigratorio lo desiderano, lo vogliono. Ti sottolineo che il Comune di Milano, aggiunta PD, Beppe Sala, che adesso c'è uno scandalo che lo riguarda, fondi dei trust nascosti, trust sono dei conti correnti, diciamo, nascosti in giro per il mondo, dove chissà, non c'è alcuna trasparenza rispetto ai soldi che Sala ha investito, il sindaco di Milano, attenzione. Il PD a Milano ha votato in consiglio comunale in contrasto alla mozione che ha desiderato la Lega per dare ulteriori taser alla polizia locale. Stiamo parlando di 3.400 agenti e la sinistra ha accettato di votare una mozione che permetta al comando dei vigili di Milano di avere ulteriori 6 taser. Quindi si passa dai 6 taser attuali ad ulteriori 6 taser che nel corso del tempo arriveranno. Corso del tempo vuol dire un anno, Sammy, perché bisogna acquistare questi aggeggi con dei bandi, bisogna formare i vigili e bisogna metterli in strada. Quindi questo vuol dire che fra un anno ci saranno ulteriori 6 taser, portando la dotazione di 3.400 agenti del Comune di Milano a guida PD con 12 taser. 3.400 agenti, 12 taser. La sinistra, per votare questa spinta securitaria voluta dalla Lega, cosa ha voluto? Che contestualmente la sinistra votasse a maggioranza in consiglio comunale per obbligare tutti i dipendenti comunali, vigili compresi, a sostenere dei corsi LGBT. Quindi capisci quali sono le priorità. Da un lato abbiamo quelli che piuttosto che stoppare i Maranza e dare i taser alla polizia locale, a tutti i poliziotti locali, vogliono i corsi LGBT per tutti i dipendenti del comune, vigili compresi. Dall'altra parte abbiamo chi picchia e urla ma non risolve la situazione, perché l'immigrato non solo è curato coi soldi nostri, ma domani è pure per strada nuovamente. Cosa fa il signor Barbone? Torna per strada a menare l'immigrato? È pronto ad affrontare tutti gli immigrati che poi comunque verranno rilasciati? Punti di domanda. Dunque, tra chi parla e chi fa c'è una sostanziale differenza, che purtroppo chi fa finisce sotto processo per 7 anni, un processo che, come abbiamo già detto,
è stato riconosciuto dalla stessa magistratura come inutile. Così Alessandro Morelli, sottosegretario, senatore, è stato un piacere veramente chiacchierare e ci hai spiegato cose molto importanti. Ricordate, amici, chi si è sintonizzato in ritardo ritrova questa trasmissione nel podcast sul sito di Radio Libertà oppure su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Grazie davvero Alessandro, buon lavoro, alla prossima! Grazie a te Sammy e buon ascolto a tutti.